Le origini dell'apicoltura in Sicilia sono comuni ad altri paesi del bacino del Mediterraneo, dove gli Fenici e soprattutto i Greci esercitarono un notevole impulso. Per quanto riguarda alcuni apiari, quindi le postazioni dove vengono tenute gli alveari in postazioni, vediamo come gli alveari, e quindi qui un'arnia di ferula in siciliana e un'arnia orizzontale, similmente a quelle che si trovano, che erano in uso a Malta e in Spagna, mentre in Sardegna, utilizzando i tronchi la corteccia delle querce da sughero, si realizzavano questi opportuni ricoveri. Dicevo, gli apiari erano dislocati in determinate postazioni dove erano presenti abbondanti fioriture e costituivano delle vere e proprie agglomerati che, ad esempio, a Mazzarino è chiamata la città delle api, similmente a quello alle città delle api di Malta o di Spagna. Quindi alveari orizzontali bene adatte all'allevamento delle api, che in Sicilia era l'Apis mellifera siciliana, a Malta era l'Apis mellifera rottneri, molto simile morfologicamente e anche da un punto di vista genetico alla nostra ape siciliana, mentre in Spagna l'ape presente era l'Apis mellifera iberica, almeno così chiamata. Per quanto riguarda le prime documentate notizie sulla apicoltura in Sicilia, bisogna risalire all'epoca della Magna Grecia e nel 300 a.C. Teocrito decantò il miele e le api di Ibla, di una ipotetica Ibla. Le Ible in Sicilia però viene annotato dal Chiesi, non c'era una sola Ibla, ma erano ben quattro: la Ibla Erea o Minor a Ragusa, la Maior che si trovava alle falde dell'Etna, presumibilmente tra Adrano e Paternò, in prossimità del fiume Simeto, poi nella piana di Gelavi la Ibla Minima e infine ad Augusta, nella zona di Augusta, la Ibla Megarese. Ecco, erano queste le quattro Ible, a quale faccia riferimento Teocrito certamente è problematico individuarla. Ma l'importanza dell'apicoltura è documentata dal fatto che alcuni templi sono stati eretti in onore delle divinità protettrici delle api. Ecco, a Selinunte nel IV secolo a.C., prima della catastrofica distruzione, venne eretto un santuario a Demetra pomifera, quindi dell'abbondanza, che diciamo, in una parte del tempio, il peribolo o peribolo che era stato ampliato, era presente il temenos dedicato a Zeus Melichios, che sta a significare Zeus dolce come il miele. Ricordiamo che Giove era stato nascosto alla furia del padre e allevato in una caverna dalle api che lo portarono fuori dal pericolo. Però ai greci sono legati vari miti e leggende, vari importante testimonianza è la leggenda di Aristeo. Aristeo era un mitico eroe nato in Libia,
però era figlio di un dio, il dio Apollo, e della ninfa Cirene. Aristeo era stato allevato, educato, diciamo meglio, dalle ninfe, sorelle della madre Cirene, quindi una sorta di zie, che insegnarono l'arte di allevare le api, quindi fare apicoltura, ma anche l'arte di coltivare la vite e quindi poi con tutti i derivati, il vino, di coltivare l'olivo per l'olio e di fare il formaggio. Però Aristeo queste nozioni che aveva appreso le ha diffuse in tutta la Grecia, quindi dalla Libia, le diffuse in Grecia e poi nelle colonie della Magna Grecia. Aristeo, per queste sue virtù, per queste sue doti tecniche, era adorato e a Siracusa era presente una statua che poi si rubò, questo sappiamo perché Cicerone nelle sue verrine condanna questo insieme ad altri furti. In Sardegna Aristeo era venerato ed è stata ritrovata questa statuetta in cui il buon Aristeo ha il corpo, sul corpo sono presenti delle api. Aristeo, che non doveva essere uno stinco di santo, ma era un assiduo corteggiatore, corteggiò anche Euridice, anzi la insediò e la Euridice legata ad Orfeo per non riuscendo a superare questa onda si suicidò. Orfeo sappiamo cercò di recuperarlo, in ogni caso con scarsi risultati, tant'è vero che Euridice poi sparì definitivamente nell'Ade. Ecco, a seguito di questa marachella, il buon Aristeo subì una pena da parte degli dei che consisteva nella morte di tutte le sue api. Il povero Aristeo ovviamente si rivolse alla madre per sapere cosa avrebbe potuto fare e Cirene gli spiegò che bisognava sacrificare 4 torelli e 4 giovenche e dalle carcasse sarebbero rinate le api che avrebbero ripopolato i suoi alveari. Ecco, questo è il mito della bugonia, che presumibilmente però è di origine cinese o di origine egizia. Da che cosa nasce? Nasce dal fatto che in effetti non si trattava di api, quelle che teoricamente erano andate a ripopolare gli alveari, ma di ditteri sirfidi del genere Ristalis. Sono dei ditteri floricoli che gli adulti frequentano i fiori e per proteggersi dai predatori assumono colorazioni simili alle api, gialle con le fasce nere. Diciamo livrea che assumono molti ditteri che vogliono proteggersi. Mentre le larve, quindi gli stati giovanili, vivono su un materiale putrescente e ovviamente quando raggiungono la maturità si trasformano in pupa e poi sfarfallano tutte insieme dando questa idea dello sciame che raggiunge che simile alle api. Però le testimonianze concrete, quindi documentazioni, sono rappresentate ad esempio dalle monete coniate in epoca greca in Sicilia. La moneta di Megara Ibla porta sul recto un'ape ed è molto simile alla tetradracma in argento di Efeso coniata nel 370 a.C. Ma anche a Ibla Maggiore, quindi nei pressi di Adrano, Paternò, l'apicoltura era estremamente importante al punto che nel 200 a.C. una moneta
riportava la dea, presumibilmente Demetra, e le api sulla sua mano, il bastone del comando, il cane che sarebbe il Cirneco dell'Etna. Quindi tutta una simbologia che è una testimonianza dell'importanza dell'apicoltura. Altra testimonianza importante è la fattoria delle api, che è stata riportata in luce con degli scavi che sono stati fatti nel 1979 lungo il basso corso del fiume Irminio, quindi nel Ragusano, e diciamo sulla costa dell'Estingo, quindi lungo le rive dell'Irminio, la costa dell'Estingo, incontrata Cancelliere, è stata individuata questa costruzione a forma di L che è un torchio che si ritiene potesse essere una fattoria dove diciamo, venivano allevate, mantenute le api, dove si lavorava il miele e la cera ottenute. Questo perché questa struttura presenta molte analogie con la fattoria delle api dell'antica Grecia, che diciamo, si trovano, ad esempio, un resto che si trova a Bari, nell'Attica e altre località dell'Attica, l'Attica che è la regione dove era prodotto il miele più pregiato del mondo antico, il miele del monte Imetto, il miele di Timo. E a questo miele poteva essere paragonato solo il miele distillato dalle sicule api iblee. Quindi testimonianze concrete dell'epoca greca insieme a tante altre, ad esempio delle tecniche di allevamento. I romani che conquistarono l'isola togliendola in parte ai Fenici e poi ai Greci, mantennero un timoroso rispetto verso le api, cioè le api erano viste come un elemento della natura che forniva preziosi prodotti quale il miele e la cera, che erano di largo consumo nell'alimentazione e nelle liturgie, e per questo i romani chiedevano tributi alle loro province sia in grano, vino, lana, ma anche in miele e cera. In Sicilia ovviamente dalla Sicilia veniva richiesto soprattutto il miele di timo e in parte anche la cera che l'apicoltura tradizionale produce in grande quantità. Mentre in Sardegna la presenza del corbezzolo dava diciamo, dei prodotti, produceva un miele amaro per la caratteristica che allora era considerato immangiabile, mentre adesso è una delle peculiarità dell'apicoltura sarda. E quindi i romani chiedevano di avere del miele prodotto prima della fioritura del corbezzolo, ma soprattutto la cera. Quindi dopo la fioritura del corbezzolo le api venivano sacrificate, uccise e si ricavava la cera anche per pagare le tasse. Ovviamente il timoroso rispetto verso le api era tale che nei presagi che si facevano il passaggio di uno sciame era considerato un aspetto fortemente negativo, quindi un presagio di morte, di sconfitta, di tumulto e di malattia. Molti scrittori romani importanti scrissero notevoli opere sulla apicoltura praticata in epoca romana riguardo alle tecniche e ai materiali utilizzati. E molte di queste notizie però sono state tratte dagli autori dal libro del cartaginese Magone, libro che i romani avevano
sottratto quando distrussero Cartagine. Varrone nel De Re Rustica, libro terzo del 50 a.C., descrive anche l'Arnia, la modalità di costruzione dell'Arnia siciliana, come del resto fa Columella nel De Agricoltura Libri. Virgilio nelle Georgiche descrive le tecniche apistiche adottate, siamo ancora nel 26 a.C. Plinio nel Naturalis Historia del I secolo d.C. descrive anch'esso, riprende le tecniche apistiche e a testimonianza dell'importanza che l'apicoltura aveva nel mondo romano e nelle colonie dove le api avevano la possibilità di bottinare su numerose essenze nel corso dell'intero anno. Andiamo al cristianesimo. Il cristianesimo si è in qualche maniera impossessato dei simboli delle api che le api rappresentavano nel mondo greco e poi nel mondo romano. L'ape re, ovviamente ape re, era considerata la femmina feconda, che non poteva essere, per le concezioni dell'epoca, una femmina, ma doveva essere il re che teneva organizzata tutta la società e che ovviamente al quale ubbidivano i soldati, che erano le api operaie, e i fuchi, che dovevano essere, secondo la concezione di Aristotele, dovevano essere delle femmine. Comunque l'ape re divenne il simbolo della verginità e della potenza di Cristo. E anche molti santi ebbero le api come punto di riferimento. Sant'Ambrogio del 339-397, appena nato, venne visitato nella culla da uno sciame di api, e questo fu considerato un presagio di quella che sarebbe stata la figura importante di questo uomo della Chiesa. Sant'Ambrogio, come sappiamo, è adesso il patrono degli apicoltori. Ma il buon San Giovanni Crisostomo era appellato così per la sua eloquenza, per la dolcezza delle notizie che dava, e quindi Crisostomo, che aveva uno sciame di api in bocca, simbolo di dolcezza, e forse c'era anche una puntina di veleno ogni tanto, scappa anche ai santi. La Chiesa si occupò delle api nel concilio di Worms dell'868, in cui decretò la condanna a morte degli alveari dal quali provenivano api che avevano punto un essere umano, quindi una condanna feroce. Però nella liturgia del cristianesimo, della Chiesa, l'ape aveva un ruolo importante. Gli exsulted, che sono dei sorta di libro manifesto che i vescovi utilizzavano per le prediche durante la quarantena, cioè erano tipo dei manifesti che appendevano al pulpito e raccontavano le storielle sulle api. Le api che erano simbolo di laboriosità, di obbedienza, tutti valori positivi. E ancora il Savonarola assume l'alveare come modello perfetto della società, ma anche lui, riferendosi a quelle che erano le conoscenze scientifiche dell'epoca, ma che risalivano ad Aristotele, considerava al solito l'ape regina come il re che teneva sotto controllo la vita della società, e per questo era perfetto. Chissà cosa avrebbe pensato se scopriva o se avesse saputo che il re in effetti era una regina. Le api poi sono al centro di numerose vicende che non possiamo riprendere, anche vicende belliche. Le api venivano utilizzate per disperdere i nemici, lanciando all'interno dei campi avversari
o dentro le città, come ha fatto Riccardo Cuor di Leone alla Terza Crociata, lanciando direttamente degli alveari e quindi creare scompiglio. L'ape era nel cristianesimo un simbolo di morte e secondo alcuni anche di resurrezione. Non a caso Verga, nel suo Mastro Don Gesualdo, descrivendo la stanza dove era stato posto il feretro di Don Diego Trao, descrive che tutto intorno c'erano ancora gli alveari che servivano per il pianto, per ospitare i parenti del defunto. E quindi questi alveari che si trovavano attorno al catafalco erano un simbolo sia di morte ma anche una speranza di rinascita. Ovviamente non possiamo tacere i 200 anni di dominazione araba in Sicilia, che sono state importanti da un punto di vista dello sviluppo dell'agricoltura. Gli arabi potenziarono l'apicoltura anche perché il miele era un alimento pregiato che ovviamente serviva sia per fare i dolci, ma serviva anche per certi talismani. Un talismano era un'asta impregnata di miele che, battuta all'interno delle case infestate da pulci, scongiurava, disinfestava gli ambienti dalle pulci, a condizione però che chi faceva eh, chi usava questo talismano doveva impegnarsi a liberare le pulci, a non ucciderle ma a liberarle all'esterno. Però anche il Corano si occupò delle api e nella Sura XVI l'ape diventa simbolo di fedeltà, di intelligenza, di saggezza, mitezza e soprattutto un modello di organizzazione della società. Ovviamente, se ripercorriamo brevemente la storia dell'apicoltura tradizionale siciliana, diciamo che l'apicoltura, secondo alcuni archeologi, era praticata da prima dell'anno 1000 e a testimonianza del fatto che a Pantalica regnava il re Iblon, che era il re del popolo delle api, una figura che precede l'arrivo dei greci. Tuttavia l'apicoltura non era concentrata solo negli Iblei, ma era diffusa in tutta l'isola. I principali centri erano Favignana, dove vedremo si praticava un'apicoltura nomade con il trasferimento degli alveari a bordo di barche, come facevano gli egizi lungo il Nilo. Ma si praticava sui monti Erei, a Mazzarino ad esempio, Modica, negli Iblei, era un centro importante al pari di Scigle e soprattutto di Sortino, di Avola e di Melilli. In questi due ultimi centri i gonfaloni della città portano nella loro raffigurazione delle api. Ovviamente l'importanza si trattava di un'apicoltura tradizionale che aveva un ruolo importante sia da un punto di vista tecnico ma soprattutto da un punto di vista socio-economico. È testimonianza del MENF che nel 1795 i fascellari d'api, cioè gli apicoltori che usavano i fascelli, fascesi oppure cupiglioni, insomma, ecco, gli alveari tradizionali, i fascellari d'api di Chiaramonte si diedero un regolamento in 10 capitoli, quindi molto articolato, che erano stati stabiliti per il buon ordine e il regolamento con cui debbono governarsi fra loro i maestri in tale arte. E quindi se non si rispettavano questi regolamenti si poteva incorrere nella espulsione. Ovviamente vedremo come l'importanza delle postazioni migliori
per la raccolta del miele era talmente importante da suscitare delle dispute tra gli apicoltori, vedremo meglio. E quindi in Sicilia abbiamo visto le mitiche zone di diffusione. Altre testimonianze più recenti sono quelle del Bianca, un letterato botanico, socio dell'Accademia Gioiana di Catania, che scrisse una monografia agraria del territorio di Aula in Sicilia nel 1878 e nel capitolo 10 si cura gli aspetti tecnici ed economici dell'apicoltura, precisando però che si tratta di informazioni che gli sono state fornite dal concittadino sacerdote Don Paolo Rometta, che era nato in una famiglia di apicoltori e che era stato ammesso a far parte dell'associazione di incoraggiamento per l'apicoltura in Italia che era stata appena costituita. In questo pregevole volume, oltre a tutta una serie di descrizioni degli aspetti economici dell'agricoltura siciliana, tipo la coltivazione del cotone, della canna da zucchero, il Bianca conclude che riguardo ai risultati economici può ciascuno convincersi da se stesso quanto questa industria sia largamente remuneratrice più che ogni altra qualsiasi. Altre testimonianze del Settecento sono quelle del scrittore viaggiatore Dominique Vivant Denon, che descrive le arnie che lui ritiene siano di canna, le arnie siciliane, ma descrive anche i metodi avanzati di apicoltura siciliana, lui fa riferimento a Melilli. Non apprezza però il miele, che ritiene che sia scadente di qualità. Russo Farrugia nel 1846 ha scritto un volume sul governo delle api in Sicilia, descrivendo le tecniche adottate dagli apicoltori. Il Menfi nel 1898 descrive l'industria del miele in Chiaramonte e i relativi capitoli dei fascellari di api. Infine il compianto Paolo Uccello nel 1973, nel libro sulla civiltà del legno in Sicilia, descrive la disputa per la scelta dell'installazione degli alveari fra i dipendenti, e quindi sarebbero gli apicoltori a servizio dei Gargallo di Castellentini, che erano di Priolo, e quelli dei Moncata per Melilli. Quindi questi due gruppi di apicoltori si rivolsero ai loro protettori, che misero la questione in mano alla Fogliani, che era un'autorità e che ovviamente si occupò di dirimere questa annosa questione sol perché si erano interessati i Gargallo e i Moncada, che erano delle potenze, ma perché era un aspetto estremamente importante per il territorio l'allevamento delle api e soprattutto l'ottenimento dei prodotti rappresentati appunto dalla produzione di miele e, non dimentichiamo, anche della cera. Certamente non aveva importanza all'epoca il servizio di impollinazione, perché le api erano talmente abbondanti che era un fatto considerato una risorsa inestinguibile, e quindi i mandorli, per la presenza delle api, fiorivano e altre colture erano visitate dalle api stesse. Vedremo adesso quali sono, nel prossimo incontro, le tecniche apistiche che venivano utilizzate nell'apicoltura tradizionale siciliana.